Sono Salvatore Esposito, sono un pezzo grosso dell'imprenditoria edilizia e ho appena inaugurato l'apertura di un parco destinato ai bambini. L'inaugurazione è stata un successo e la gente mi acclama per ciò che ho fatto. Ho deciso di investire alcuni quattrini in un'opera pubblica. Lo Stato avrebbe dovuto fare, ma non ha potuto per mancanza di fondi. Quello che la gente non sa di me è la provenienza del mio patrimonio. Mi arricchisco attraverso atti illegali. Lo spaccio di droga è molto fruttuoso, sì, ma non basta. Il traffico d'armi può aiutare. Di tanto in tanto mi piace chiedere agli amici di girovagare e ottenere qualche contributo dai paesani. La gente non paga le tasse? Ancora meglio. Potrò occuparmi io della mia città, dal momento che lo Stato non è più in grado. Così ci si guadagna un po' di quattrini in più e intanto mi arruffiano anche la gente. Tanto quella non parla finché finanzi i loro interessi. Sì, ogni tanto qualcuno ci prova, ma trovo sempre un modo per farlo tacere. Da un incendio accidentale a qualche colpo di pistola.